Commercio, turismo e cultura sotto i riflettori per la candidata PD alla presidenza della regione. Alessandra Moretti mira al rilancio dell'economia in Veneto con un progetto che passa prima di tutto per le attività imprenditoriali. Attivare un fondo affinché i commercianti che vogliono innovare il proprio negozio oppure aprirne uno possano avere da parte della Regione dei finanziamenti importanti, quindi essere a supporto e a sostegno dei commercianti nella lotta contro il degrado urbano. Nel suo programma Porte aperte alla cultura, con un mese dedicato agli spettacoli e con una card per tariffe speciali a giovani in famiglie e ancora potenziamento del trasporto pubblico, promuovendo un biglietto unico regionale e investendo sul sistema ferroviario. Insieme al biglietto unico regionale, lo sapete, potenzieremo grazie ad un fondo di 500 milioni di euro tutta la rete ferroviaria veneta per poterla vedere finalmente realizzata e compiuta nella metropolitana di superficie. Abbiamo troppe municipalizzate che si occupano di trasporto pubblico locale, ma dobbiamo arrivare a maggiori servizi efficienti per il cittadino. Farò il sindaco del Veneto, non il presidente, dichiara la Moretti, che per questa campagna trova l'appoggio di 5 liste